Bentornate care aquile, come sapete parliamo sempre più spesso di problematiche legate al territorio e in particolar modo all'ambiente. Anche quest'oggi. È notizia di pochi giorni fa, del 19 novembre di quest'anno appunto, di una delibera del Comune di Udine che ha come progetto quella di realizzare una centralina idroelettrica nel pieno centro di Udine, esattamente nei pressi del piazzale Primo Maggio, Largo delle Grazie, sulla roggia di Palma. Pochi giorni dopo, il 26 di novembre, nasce un comitato spontaneo che vuole contrastare questo scellerato progetto. Nasce per mano di 3 persone, che sono Andrea Santa, Luigi Gambellini, che tra l'altro è il presidente di Aquile del Friul, e dalla presidente Cristina Pozzo, che è qui oggi accanto a me. Ciao Cristina, buonasera. Buonasera. Il comitato spontaneo si chiama Comitato appunto Spontaneo per la salvaguardia delle rogge. Perché, Cristina, nasce questo comitato a pochi giorni di distanza da questa delibera del Comune di Udine? Perché in questa delibera si dà mandato a costruire questa centralina che dovrebbe essere fatta in Largo delle Grazie, sul laghetto che c'è adesso, dove oltre alle paperelle stanziali, il cigno e quant'altro si fermano anche degli animali selvatici ogni tanto. È un luogo caratteristico della città di Udine, si trova in pieno centro. Chi conosce Udine sa perfettamente dov'è Piazza Primo Maggio e Madonna delle Grazie. Madonna delle Grazie è un santuario ed è esattamente attaccato alla centralina che vogliono costruire. Ora, questa centralina, per renderla in qualche modo visibile ai nostri telespettatori, è una elica piuttosto grande che occupa tutto il laghetto. Questa elica dovrebbe essere ricoperta da una grata perché altrimenti sarà pericolosissima e di conseguenza verrà fatto anche un manufatto che non si sa se sarà in cemento, se sarà in acciaio, in ferro, in legno, come viene fatto, perché non è stato depositato ancora nessun progetto. Quindi non siamo a conoscenza neanche del progetto di come verrà effettivamente questa centralina. Possiamo immaginarla, la immaginiamo esattamente come possiamo trovare in via Campoformido un'altra centralina abbastanza recente, oppure se volete restare sempre in centro città andiamo in via Micesio e anche lì potete verificare che questa centralina ha scarsissima manutenzione. Bene, questa centralina va a impattare contro quello che è il paesaggio di Piazza Primo Maggio, del castello e della fontana che è stata dedicata a Padre Turoldo, oltre al fatto che è vicino a un santuario mariano. Quindi parliamo di un santuario quale può essere anche Castelmonte, se vogliamo avere un'idea più chiara di quello che è questo santuario. È evidente che non è fattibile fare una cosa di questo genere. Tra l'altro non abbiamo capito il motivo. Innanzitutto vengono stanziati i fondi dalla ERA per la costruzione di questa centralina. La poca energia, perché vi garantisco che sarà pochissima l'energia che viene prodotta, viene data alla ERA e non certo al comune né ai cittadini. Quindi non si capisce il motivo per cui si voglia costruire questo ecomostro in pieno centro città. Mi si dice, ma vogliamo fare il percorso di Malignani perché adesso c'è il centenario, eccetera, eccetera. Bene, Malignani, la sua centralina che aveva costruito lì, sì è vero, l'aveva costruita sulla sua proprietà, all'interno di un suo fabbricato, non sul suolo del comune, non all'aperto, non andando a deturpare un angolo di verde della città. Parliamo tanto di verde, conserviamo quelle poche zone verdi che abbiamo in centro città. Quindi non si capisce neanche il motivo per cui vogliono a tutti i costi costruire questa centralina. Teniamo presente un'altra cosa, che all'epoca di Malignani, oltre al fatto che era costruita all'interno di un suo fabbricato, la strada che fiancheggiava era a un unico senso, era un viottolo, una stradina. Questa strada è stata allargata, adesso è a doppia corsia.
Dovendo fare questa costruzione, andrebbero come minimo a dover tagliare tutti gli alberi che ci sono lì nella zona. Quindi ditemi che cosa c'è di green a fare una cosa di questo genere. Per cui abbiamo deciso, come siamo venuti a conoscenza della cosa, immediatamente, trasversalmente, perché siamo di 3 posizioni politiche diverse, i 3 fondatori di questo comitato, abbiamo deciso di intervenire, di fermare questa cosa, di chiedere il parere dei beni culturali, perché ricordiamoci che le rogge sono sotto la sovrintendenza dei beni culturali e qui non mi sembra che ne siano stati messi al corrente della cosa. Quindi chiediamo a tutti i cittadini di firmare questa nostra petizione, dove in questa petizione si fa riferimento a delle leggi precise dello Stato e del Friuli Venezia Giulia, dove questa delibera va a cozzare, quindi è contro delle leggi regionali, contro delle leggi nazionali. Quindi abbiamo fatto, ripeto, questa raccolta firme, chiediamo ai cittadini di venire a firmare, potete firmare sia andando sulla nostra pagina Facebook, c'è il link per poter firmare la petizione, oppure potete venire in via del Pozzo 35 presso il negozio La Birbanteria e potete firmare anche lì. Faremo altri banchetti, faremo il banchetto al mercato e faremo il banchetto anche sotto l'ex Galleria Bardelli. Vi aspettiamo. Un impatto ambientale devastante, economicamente poco rilevante se non per nulla, e quindi noi di Aquile Libere, di Aquile dal Friuli, siamo con voi, anche i friulani sono con voi, vi auguriamo buon lavoro, in bocca al lupo e che questa opera venga fermata. Noi vi ringraziamo e ringraziamo tutti quelli che vorranno sostenerci in questa battaglia. Grazie. Grazie Cristina. Mandi a tutti, benvenuti a Aquile Liberi, dalla trasmissione Une Ciacarade, con me, voi OAI, DJ Tubet. Esattamente. Ho scelto che non ha un'evore di anni fa, saranno circa 21-22, non mi pensi, proprio per che quando attaccati io sei un rapper, no? Un predicatore con la parola libere. Allora in che epoca lì, ero che avevo in non inglese, con l'one, con l'on, con doi, tu no? In America, quindi Space One, Ice One, in Italia Chaos One. Io adesso vuol dire sei un tubettone, no? Tubettone, a dire ma c'è monade ise, no? Allora dite, invece se io mi clami come che mi hanno sempre chiamato il mio paese alle nevis, non stengo a smentearsi, ho fatto una gran belle robe, perché se magari io diventi qualche leone, non si sa, o parti fuori proprio del non dal paese. Invece il fatto dal DJ alle pace che i predicatori, no? Sulla musica che è andata anche original rapper i DJ giamaicani. Io vorrei centrare proprio la parola furlane, di come che vengono considerate all'estero. All'estero un lavoro mio orbi. No, dopo la riporti a tre bande. Dopo dipende a che livello di estero, no? Comunque mio secondo me io dal mio piccolo disegno con la mia esistenza artistica mi piace di combatti semplicemente esistenti, per me che è la già sufficiente, no? Come forma di ribellione che non fa scasei ma rompa un po' degli sbagli, si può dire partito. E c'è anche i politici che proprio dal Furlan si dismentein completamente, quando sono i voti, se sono a plen che domandano di chiacchierare in Furlan, che loro saranno i salvadors dal Friuli e dal Furlan. Siamo mortificati in questo senso. Allora, io volevo dire che stermi anche per italiano, non so che si dice per Furlan, forse te vapore di tolenghe, lo sai, per italiano si dice glottofobia, quando si vengono attaccati al fatto che si tabai una lingua, diversa di che dal Stato, o perché tu tabai mal una lingua, perché secondo loro tu tabai in Furlan, ma ora tu tabai mal italiano, questa linea c'è stramberia del tagliato. Due che attacchi lì che non sono ben sempre come Furlan,
e sono clamabili glottofobia, quindi potete arrabbiarsi come quando dicono razzista sì, razzista no, gay sì, gay no, che abbiamo fatto un polverone mediatico, ma io non so mai nessun polverone mediatico per il fatto che hanno trattato male la lingua furlana o chi che le tabani o qualsiasi altra lingua che gli tabane chi. Che dopo riconosciute come minoranze linguistiche dalla comunità europea, Sì. la Costituzione italiana, però non viene nessun non si ottiene di niente in questo. Ma c'è che secondo me gli artisti vanno in avanti con le loro idee di cura, i movimenti politici con la loro battaglia che dopo può creare una legge giusta. Però il problema è che la gente va a venire avanti in maniera naturale, queste coscienze di popolo che io le ha delle bandiere che si vedono da pardotti che hanno un cervello. Non è che penetrare a plen tubo da gente, no? Quindi se la gente non domanda le robe e il politico non fa la parte di tabagliare di quell'argomento, quindi il problema è che vuole un po' di pazienza, perché altre minoranze si chiamano in loro lingue di tanti anni, no? Per Furlan, io ho una ventina, ma disegno del movimento che altri per Furlan c'è al 50 anni. Su questi tre generi. Sì, ho i tre filoni di produzione, io faccio anche la musica, no? E ogni tanto metto una chiantose per internet, circa 1 o 2 al mese come ritmo. Allora, è un filone alle disegno standard che si può aspettarsi di una figura, quindi o al di rap o al di reggae, che al po' continui anche grossi spazi di italiano, però in tutta la produzione totale sarà un 15%. Di solito il furlan lo metto qualche volta di Bessol, ma più spesso insieme ad altri slang con registri o di enti cocchiati caccia, sa gli slang dei nostri sconfini o slang di enti passati o cocchiati in internet. E questo ho veduto che è una gran bella roba per le lingue furlane, perché ti permette di vedere che non avere una lingua né più né manco di un'altra lingua, per cui se a me mi hanno sempre criticato del tipo ma se mai tu cantassi spartaliano, no, sarei uguale, non c'entra la lingua che tu tabbais, c'entra, lo sai, se il plus della canzone non c'è. Allora metti vicino una lingua che sa conosciuta come il francese, alle un con, metti vicino una lingua strana come il farsi, la lingua di antiche perse, a far già più, oddio, c'è lingua ise, per cui tu puoi un po' mattea col pubblico che fa se stesse fiette che non critichi hanno dal tipo non si capisce noi dal furlan, ma non si capisce noi dal farsi, ma neanche dall'inglese che tu ascolti per radio, ma neanche dal francese, ma tu sei francese, allora non sta a venire a menare la viola, no? Si può dare dire. E invece c'è un altro filone più intimo, che ogni tanto metto un tec di savor di musiche furlane vecchie in tutte le musiche scoffate, anche per mattea con le sculture, scolguentri. Ma una roba che i tenga, secondo me, alla di sei in qualche maniera il nostro avvenire, è tutta la riscoviarte delle villotte. Una volta veniva fatta anche con a livello di coro, no? Quindi era queste coscienze corali, che è una gran belle robe, perché sono passati dall'improvvisare dai contadini che le inventavano come i rapper Cumò, quindi il rap non è di new, era la villotte di Cumò dal 2000. Allora secondo me è una roba importantissima a livello artistico e musicale è di ricreare nuovi sviluppi con un test new, però con la metrica di una volta, perché per coscienza di ciò che non viene a livello di specialità furlane di musica. A questo scopo, anche insieme con Lino Straulino e con altri enti, abbiamo creato un gruppo Facebook chiamato La Villotte Furlane, dove abbiamo provato a lanciare un giubbotto di scrivere a livello di internet, no? Perché le più facili controllare i sillabi, o ci arrivano in ogni maniera di portare la gente a recuperare ciò che secondo me erano robe magiche, cioè ogni paese aveva qualche don che era in grado di essere un rapper, cioè di inventare su che melodie famose delle villotte che venivano sulla brucia, no? Tac tac. Allora in grado di inventare una poesia di alto livello, perché la nostra poesia è alto livello, quando tu condensi sdotto in 4 o vot barri si dice sta rap, non 4 vot riutis, tu sei un grandissimo poeta, cioè non potevi meravigliarsi di un haiku, non potevi meravigliarsi di un koan zen e non svigni partiare chialando le villotte bellissime. Ti ringrazio perché il che tu hai detto, io come animis us saluti e come al solito us dis Furlans, feveleit Furlano, mandi.